Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Ci siamo lasciati parlando di un caso terribile che ha sconvolto la cronaca, un vigile urbano ucciso, quindi un episodio di violenza, violenza efferata, violenza ormai purtroppo oggi veramente diffusa, violenza che è verso le forze dell'ordine ma anche verso vittime assolutamente indifese. Sono tanti i casi di anziani malmenati o addirittura uccisi, ma anche bambini. Allora cerchiamo di riflettere e capire perché tutto questo sta succedendo insieme a Manuela Barbarossa, presidente dell'AIVIS e psicoanalista perito del Tribunale di Milano. Buonasera, ben ritrovata. Insieme a Giuseppe Bellanca, avvocato e vicepresidente di AIVIS, ben ritrovato anche lei, e Flavio Zanardo, comandante della Polizia Provinciale di Monza e Brianza. Eccoci, allora continuiamo il discorso che avevamo avviato prima. Lei prima, comandante, mi ha parlato di questi nuovi guidatori che hanno potenti mezzi, hanno dei SUV, hanno delle Jeep, insomma hanno macchine di grossa cilindrata che si sentono quasi onnipotenti, si sentono i padroni della strada e piuttosto che pagare una multa decidono di commettere un atto violento. Allora, oltre a queste casistiche, ce ne sono altre di violenza quotidiana diffuse che stanno crescendo? Certo, ma intanto rimanendo su quello che succede in strada, direi che ad esempio non si può non notare un aumento esponenziale dei veicoli che circolano senza assicurazione. Questo sì, senz'altro è dovuto particolare al momento di crisi che stiamo vivendo, però diventa sempre più facile. Ad esempio si notano soprattutto alcune categorie di persone spesso viaggiare con contrassegni di assicurazione falsificati, sempre fatti meglio, sempre prodotti in maniera tale che anche un controllo manuale diventa difficile verificare la bontà del documento che viene esibito. Questo si può anche capire cosa voglia dire fare un sinistro, un incidente stradale con una persona priva di assicurazione, che altri problemi poi possa creare. Per quanto riguarda poi invece il resto dei comportamenti, ancora va segnalato che stanno aumentando ad esempio tantissimo i furti nelle discariche. Sembra una cosa, ma nelle piazzole comunali in cui diciamo tutti i cittadini portano i televisori piuttosto che i rifiuti che si possono conferire, ormai si stanno verificando tantissimi furti per prendere il materiale nobile all'interno di alcuni elettrodomestici, il rame, piuttosto che alcun materiale nobile. Ancora stanno aumentando in maniera esponenziale i furti nei supermercati, che una volta erano assolutamente in regressione, e quindi anche le violenze di tipo domestico tendono sempre più a assomigliare, se vogliamo, ad un modello di tipo americano, cioè una violenza un pochino senza senso, sì, e per cose molto futili, molto banali. Secondo me è un po' anche la società che cambia, che purtroppo incomincia ad assomigliare ad altre società in molti lati anche non positivi. Che però, esatto, iniziamo ad assomigliare ad altre realtà che invece non dovrebbero essere assolutamente ad esempio. Allora cerchiamo di mettere qualche punto nelle informazioni importanti che ci ha dato. Allora, ci sono tantissime persone che circolano per strada senza avere un'assicurazione. Allora, questo è sbagliatissimo per moltissimi motivi. Perché? Perché queste persone fanno un danno non solo a loro stesse, ma anche alle persone che incontrano, se poi incorrono in un incidente, ma vanno anche ad intaccare un fondo per le vittime della strada, che è un qualcosa di importantissimo, giusto? Certo, il fondo vittime della strada è stato istituito nel 1966 con un'apposita legge ed è una parte delle polizze assicurative che noi paghiamo, la cosiddetta RC, che pro quota viene a costruire questo appunto fondo, gestito annualmente da ogni assicurazione differente per ogni regione. Dunque sono soldi di tutti che vengono utilizzati proprio per sopperire alla mancanza dell'assicurazione, o nel caso in cui colui che ha l'assicurazione appunto, ad esempio l'assicurazione è fallita oppure è privo di assicurazione. In questo caso l'iter è molto particolare, molto lungo e molto speciale, mi permetto di dire, per cui anche il mancato rispetto di un termine comporta la decadenza, la perdita della possibilità per la persona lesa di poter ottenere un risarcimento del danno. Ad esempio, entro 90 giorni bisogna presentare una denuncia querela, entro 90 giorni dal fatto. La denuncia deve essere corredata necessariamente da almeno un testimone, e qui bisogna confidare nel senso civico delle persone. Il testimone deve essere necessariamente
necessariamente sentito dalle forze dell'ordine. Se non viene sentito dalle forze dell'ordine si perde il diritto al risarcimento del danno. Queste particolarità, e poi ce ne sono tantissime altre, mi sono permesso solo di dare delle indicazioni molto veloci per appunto i telespettatori, affinché se dovesse succedere qualche cosa possano rivolgersi all'AIVIS o da subito presentare la denuncia, intervenire e fare in modo che il proprio diritto non venga pregiudicato, ma soprattutto un invito a tutte le persone che per senso civico possano assistere a un incidente di farsi promotori, farsi carico appunto di dare la loro testimonianza e intervenire. Riprendendo le parole della nostra Presidente, la dottoressa Barbarossa, spesso e volentieri la mancanza della copertura assicurativa si lega ai cosiddetti pirati della strada, perché molte persone preferiscono scappare di fronte ad un incidente sapendo della mancata copertura assicurativa. Attenzione, è un reato gravissimo l'omissione di soccorso, che comporta delle pene fino appunto a 6 anni e mezzo di reclusione. Dunque bisogna stare attenti anche a questo fenomeno. Esatto, bisogna stare attenti a non peggiorare una situazione magari per paura. Ma lei, avvocato, quando parlava ha citato il senso civico. Allora, un senso civico che si sta perdendo, torno su questo. Allora, il comandante diceva ci sono anche un aumento di furti, tanti furti nei supermercati, ma tante volte ci si giustifica parlando di crisi. Ecco, non è sicuramente questa la modalità adatta per superarla, però ha parlato anche di violenza domestica. Allora, una violenza domestica diffusa, assolutamente sconsiderata, a parte che la violenza è sempre sconsiderata, però si può incorrere in tematiche di danno morale. Cosa succede? Chi sono oggi le nuove vittime, i nuovi carnefici? Ma oggi stiamo andando appunto in una direzione nuova, secondo me, come diceva anche il comandante, anche l'avvocato. Siamo di fronte a una nuova antropologia, forse facciamo tutti un po' fatica a capirlo, nel senso che la nostra psiche ci porta più a aggiustare la percezione della realtà su una base del già conosciuto e difficilmente riusciamo a percepire fino in fondo il nuovo nelle sue caratteristiche e quindi non riusciamo a comprenderlo e a trovare anche un giusto giudizio di fronte al nuovo. L'antropologia sta cambiando, assolutamente. Cosa vuol dire? Sta cambiando un po' l'identità dell'individuo nei suoi valori, nella sua capacità relazionale e sociale, nei suoi bisogni, nelle sue paure e nella sua modalità anche di reagire a tutto questo. Quindi va, secondo me, fatta una riflessione profonda e tutte le società, in particolar modo le istituzioni, dovrebbero essere un attimino, a mio parere, un po' più all'altezza della situazione e non continuare a rispondere con modalità obsolete, vecchie e inefficienti a realtà nuove, cercando, voglio dire, di ridimensionarle o di normalizzarle. Ecco, un fenomeno secondo me molto pericoloso, che a me è capitato di citare sia in alcuni miei scritti ma anche in alcune conferenze, è questa tendenza attuale di normalizzare il non normale, cioè di rendere normale, quotidiano, assimilabile, qualcosa che invece deve ancora scuotere le coscienze e fare arrabbiare. Esatto, non può diventare normale qualcosa di assolutamente criminale soltanto perché succede in gran quantità. Sì. Dobbiamo assolutamente opporci a questo comportamento. Come fare? Tante le cose da fare. Allora, in primis rivolgersi alle forze dell'ordine quando semplicemente si è testimoni o si ha anche solo una sensazione che stia accadendo qualcosa che non dovrebbe accadere. Allora, come si fa? Voi siete a disposizione? Può succedere qualcosa a chi vi fa una segnalazione? No. No, anzi, ovviamente deve essere invogliato a questo. C'è da dire che proprio un'altra delle cose che si sta verificando, che però fa parte anche del portato di ognuno di noi, se ci si osserva in una vita che si dice siamo sempre di corsa, per cui ad esempio spesso si arriva su luoghi del sinistro stradale in cui è evidente che c'erano dei testimoni ed è evidente che questi si sono allontanati e non si mettono a disposizione proprio perché non vogliono perdere il tempo materiale della redazione di alcuni verbali che gioco forza devono richiedere un minimo di tempo, perché il semplice ascolto di una persona per poter verificarne se è opportuno in relazione all'accertamento sulla dinamica del sinistro richiede un minimo di ascolto e anche la redazione di atti previsti per legge. Si fa sempre più fatica a trovare persone che si rendono disponibili a testimoniare.
tanti vivono magari racconti anche di attese in tribunale, a volte anche per ore. È ovvio che essere testimoni di un fatto che costituisce reato comporta un minimo di perdita di tempo. Bisogna riprendere appunto il senso civico e civile che forse un po' qualche tempo fa c'era, e quindi è un dovere essere testimoni, darsi disponibili, anche se costa un pochino del nostro tempo. Certo, contribuire in una nuova società che migliora. Allora però parliamo, prima di concludere, di leggi, di quello che succede in campo legale per tutelarci. Una normativa che c'è, ma una normativa che deve anche essere modificata. Infatti c'è una grossa battaglia che state portando avanti. Certo, noi stiamo portando avanti la modifica sulla legge del patteggiamento proprio per evitare e impedire che persone che si macchiano di reati come l'omicidio colposo a seguito di incidente stradale sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto appunto di alcol non possano beneficiare di sconti di pena, non possano beneficiare del cosiddetto patteggiamento. Abbiamo raggiunto, anche grazie alla vostra rete e le persone che sono venute a conoscenza, più di 50.000 firme, le abbiamo già mandate in Parlamento, molti parlamentari si sono resi disponibili proprio per far propria la legge e portarla e approvarla, perché basta una settimana per approvare e cambiare completamente tutto l'iter. Allora ringraziamo anche la vostra televisione. Grazie a voi per il vostro impegno, speriamo che le cose cambino in fretta. Allora io vi ricordo il sito www.associazioneaibis.com, lì potrete trovare aiuto da parte dell'Aibis, ma anche aiutarla. Allora grazie a voi, adesso un pochino di pubblicità, però rimanete con noi perché viene la Croce Rossa e ci insegna cosa fare in caso di emergenza. A tra poco.